Eccoci, buonasera ragazzi, buonasera a tutti, come state? Eccomi qua di nuovo, lunedì, 8:30 come al solito, quarta diretta se non ricordo male, terza, quarta, quinta, non mi ricordo di preciso. Come state? Ditemi se siete, se mi sentite. Aspetta che abbasso di qua. Devo tenere sempre un telefono per rivedere la diretta da qua, se no con sto cacchio di software che uso non vedo i vostri nomi. Allora, Doriana, ciao Doriana, ciao Stefania, si vede e si sente bene, grande, grazie Stefi. Allora, come state ragazzi? Ditemi se c'è qualcuno di nuovo intanto che magari non ha mai seguito queste dirette, o vediamo se siamo sempre i soliti, perché ho visto che ci sono persone nuove che sono entrate nel gruppo ultimamente. Mi fa piacere, insomma, se dite chi siete, che tipo di attività avete, di cosa vi occupate. Oggi a Roma è festa, quindi rilassato. Questa è Stefania, immagino, grande Stefania. È il mio onomastico oggi, Stefania, però non faccio festa io. Grandi. Allora, finché aspettiamo che si colleghi un po' di gente, vi ricordo sempre che se volete essere avvisati, aspetta che vi metto il link qui, se volete essere avvisati con un messaggio Facebook delle dirette, vi arriva un messaggino automatico, insomma, tramite Facebook, cliccate questo link qua sotto, torniamopresto.it, avvisami, venite reindirizzati sul mio bot Messenger e in automatico riceverete appunto un messaggio che vi avvisa alle 8:30, insomma, che siamo in diretta e quindi potete collegarvi. Oppure c'è un altro modo che vedete da qualche parte qui sopra o sotto, che tipo nel telefono, se state guardando dal telefono, che vi dice avvisami, notificami delle prossime dirette. Ok? Bene, allora questa diretta sarà disponibile nel gruppo, cioè ho visto parecchie persone che chiedevano se appunto sarà disponibile la replica. Questa sarà disponibile, potete rivederla nei prossimi giorni. Ho visto che parecchie persone hanno invitato altre persone nel gruppo tramite quell'iniziativa nuova che ho lanciato, insomma, inviti 10 persone e otterrai la registrazione dei 10, diciamo, segreti di Google My Business e più la mia videoanalisi dei vostri social. Perdonate chi l'ha richiesta, se ancora non l'ha ricevuta, ma veramente ne ho ricevuta una marea e quindi nei prossimi giorni adesso mi metterò a farle tutte, anche perché mi sono concesso un po' di vacanzina sto weekend, quindi non sono riuscito a farle. Piuttosto, che è quell'affare che ha il braccio, questo Stefania è un bel tutore, ultimo rimasuglio delle mie fratture, e tra qualche giorno sparisce, quindi sarò completamente libero. Ok, bene, vedo che ci sono un po' di persone e direi di iniziare. Come sempre, ragazzi, vi chiedo di commentare, scrivete, interagite, partecipate, se no parlo da solo e mi viene l'angoscia. Quindi commentate, scrivete, se vi vengono dubbi, idee, domande o cose, scrivete, magari non li vedo immediatamente, perché anche stasera avrò delle slide da farvi vedere, e quindi commentate, poi io alla fine riprendo tutte le domande, oppure insomma se sono relative all'argomento che sto vedendo, di cui sto parlando, vedo eventualmente di rispondere immediatamente. Ok? Bene, iniziamo allora, cari signori. Allora, questa sera parliamo di WhatsApp. Ho visto che c'è stato veramente molto interesse su questo argomento. Come al solito io vi chiedo qua, vi propongo 2 o 3 argomenti in base anche alle vostre segnalazioni, e poi quello più votato lo prendo per fare la diretta del lunedì. Quindi WhatsApp ha avuto nettamente molte più preferenze rispetto agli altri, quindi è un argomento che vedo vi interessa. Allora, mettiamo così. WhatsApp Business.
Prima di tutto, alzate le mani e scrivete nei commenti quanti di voi l'hanno già installato, hanno già installato l'app, magari hanno anche già iniziato ad usarlo, così vediamo. Intanto mi rendo conto anch'io di quanti di voi l'hanno già usato, lo conoscono come applicazione, e mi taro un attimo. Ok, allora, WhatsApp Business, prima di tutto, cos'è WhatsApp Business? Questa è la descrizione che WhatsApp stesso dà, quindi è un'app gratuita, prima di tutto, pensata appunto per proprietari di piccole aziende, attività, negozi, eccetera. Si può creare un catalogo, poi vedremo nel dettaglio queste cose, puoi creare un catalogo per mostrare i tuoi prodotti e servizi, puoi comunicare con facilità con i tuoi clienti, puoi automatizzare anche determinate cose, ordinare, rispondere rapidamente ai messaggi. Ok, questa è la descrizione generale. Ok, intanto vedo quanti di voi ce l'hanno. Stefania, io no, non lo conosco proprio. Serena ce l'ha, Doriana ce l'ha, già installato da 2 mesi. Luana mi sa che non ti avevo mai sentito, forse sei nuova. Piacere intanto di vederti, di vedere il tuo commento. Non sapevo che esistesse, Irene. Ok, allora, c'è un po' di tutto, quindi appunto in questa diretta ho pensato sia per chi non lo conosce, sia per chi lo conosce già. Perché dovresti usarlo? Questo appunto è magari indirizzato a chi non lo conosce e non sapeva neanche che magari esistesse come possibilità. Questo è uno studio condotto da Nielsen, che è appunto una società abbastanza grande che si occupa di studi, no? di analisi di mercato. Hanno fatto uno studio su persone provenienti da 14 paesi ed è emerso che il 65% delle persone si aspetta nei prossimi anni di comunicare sempre di più con le aziende attraverso la messaggistica. WhatsApp, dovete sapere che è una delle piattaforme, se non la piattaforma più diffusa di messaggistica al mondo. Forse lotta con WeChat. WeChat è un'applicazione cinese, chiaramente i cinesi sono 1 miliardo, quindi loro giocano facile, però WhatsApp è molto diffusa nel resto del mondo, e il 53% è più propenso ad effettuare un acquisto da un brand con cui può comunicare in maniera diretta via chat. E questo, ragazzi, io ve lo confermo assolutamente, non solo appunto per quel che riguarda WhatsApp, ma per quel che riguarda le chat in generale. Come sapete, o forse qualcuno non lo sa, insomma, io ho anche un e-commerce di proprietà, gestisco un mio e-commerce dove vendiamo diciamo apparecchi prodotti di illuminazione, e la chat, noi abbiamo una chat all'interno del sito, è utilizzata dai clienti ed è utilissima perché il cliente sa che tramite la chat può ottenere delle risposte praticamente in tempo reale. Quindi è uno strumento che ti permette di eliminare quelle frizioni, diciamo quei blocchi che può avere un cliente, e che ti permette di accompagnarlo gradualmente verso la cosa che ci interessa di più, che è appunto l'acquisto, aprire il portafoglio. Diciamo che WhatsApp e diciamo in generale gli strumenti di messaggistica sono fondamentali nelle fasi del processo di acquisto del cliente, quindi nella fase nella fase informativa, dove il cliente può chiedere informazioni all'azienda, sia sul prodotto che diciamo sui dettagli, sulle parti informative, quindi orari di apertura, dov'è il negozio, avete a disposizione questo tipo di prodotto, eccetera. È utile nella fase di conversione, quindi quando per esempio il cliente può usare WhatsApp per confermare un appuntamento, se sei per esempio un parrucchiere, un estetista, prenotare un tavolo se sei un ristorante, ok? Eppure fare direttamente un acquisto o un ordine. Poi è importante anche per mantenere la relazione, quindi connettersi col cliente e mantenere il rapporto col cliente, che ricordo sempre è una cosa fondamentale, anche e soprattutto per le attività locali. Ok?
Per chi appunto non conosce questo strumento, nel frattempo scusate che leggo anche i commenti, vedo se c'è. Ricordo appunto per chi si è connesso da poco, scrivete commenti, interagite, magari non rispondo immediatamente, ma poi li riprendo, rispondo a tutti i commenti che fate, quindi se riesco rispondo subito oppure alla fine. Quindi scrivete, se non c'è qualcosa di chiaro, stoppatemi ed eventualmente ripeto e ritorno sull'argomento. Ok, perfetto. Allora, chi non ce l'ha, quindi scarica l'applicazione di WhatsApp Business, basta che andiate sul Play Store o su Apple Store, è valida sia per Android che per iPhone. Cercate WhatsApp Business e la installate. Create la vostra pagina, diciamo, come attività e andate a personalizzare i dettagli, quindi andate a impostare gli orari, messaggi di benvenuto, descrizione. Adesso vado veloce, poi vado nel dettaglio, vi spiego tutto come funziona. Vi consiglio, cosa importantissima, o meglio, può esservi molto utile, di scaricare WhatsApp web. Questo vi consente di utilizzare WhatsApp sincronizzato anche nel vostro PC o Mac. È utile perché appunto se dovete scrivere messaggi magari anche lunghi o fare liste broadcast o cose di questo tipo, è molto utile poterlo utilizzare anche dal PC e chiaramente è tutto sincronizzato. Poi chiaramente, come dico sempre, dovete anche essere voi parte attiva, quindi dovete far sapere ai vostri clienti che siete su WhatsApp e lo utilizzate come strumento di comunicazione. Questa diciamo è la parte iniziale, quindi voi potete collegare anche il telefono fisso della vostra attività, quindi potete per esempio, se avete il numero fisso del negozio, della vostra attività, potete utilizzare anche quello come numero. Il problema in questo caso è che dovete fare una scelta, poi vi mostrerò anche un trucchetto, perché non potete utilizzare lo stesso numero su WhatsApp normale, tra virgolette, e WhatsApp Business. Ok, quindi eventualmente potreste nel vostro numero, se volete mantenerli entrambi, perché poi in realtà io uso normalmente il mio WhatsApp Business, WhatsApp normale non lo uso più, anche per contatti privati, però se volete mantenere distinte le cose, potete eventualmente utilizzare il vostro numero di cellulare per WhatsApp normale e il numero fisso per WhatsApp Business. Se appunto andate a inserire il vostro numero di cellulare che è già utilizzato per WhatsApp, potete ovviamente mantenerlo, vi chiederà se volete fare un backup, quindi passare tutti i contatti, i messaggi e le chat sul WhatsApp Business, però chiaramente non potrete più tornare su WhatsApp normale con quel numero. Questi sono 3 trucchetti, diciamo, che eventualmente potete usare se volete usare insieme WhatsApp Business e WhatsApp normale. Quindi potete eventualmente usare un telefono con la dual SIM, quindi avete in questo caso la doppia SIM. Potete altrimenti, come dicevo prima, attivare account business usando il numero fisso, oppure usare uno smartphone con separazione dei profili, se proprio ci tenete, insomma, ad utilizzarli entrambi. Ok, ora vi mostro, diciamo, quali sono le principali differenze tra WhatsApp e WhatsApp Business. Ok, allora, principalmente con WhatsApp Business, essendo pensato per le attività, scusate, mi sentite ragazzi? Perché vedo qua tutto bloccato. Sto guardando. No, eccolo qua. No, ok, si era piantato il mio telefono. Sì, datemi comunque un cenno, ma mi sentite, no? Funziona tutto bene? Intanto vado avanti perché purtroppo c'è sempre un po' di ritardo. Allora, ecco, voi potete creare un profilo della vostra attività.
Ok, si sente bene, perfetto, grazie. Potete creare appunto un profilo della vostra attività dove, come su Google My Business che abbiamo visto l'altra volta, potete inserire appunto l'indirizzo, la descrizione, i contatti, telefono, email, sito web, eccetera, eccetera. Dopodiché potete utilizzare le risposte rapide. Questa è una funzione molto molto comoda. Praticamente, vabbè, qua ho preso delle immagini preparate da WhatsApp stesso. Se vedete, queste vabbè sono in inglese, se vedete c'è nelle quick replies, no, nella parte sotto, vedete che c'è una barra e 1 e c'è Welcome to Sandra's Cakes. C'è barra e o 0, adesso non so cosa sia. Quindi voi praticamente quando andate a cliccare sul messaggio, no, sul campo messaggio dove scrivete il messaggio di risposta al cliente, mettendo la barra, lo slash, lui vi propone in automatico delle risposte che voi potete preconfezionare, no? Quindi potete scrivere che nel caso di slash barra 1, come in quel caso qua, o barra risposta 1, cliccandoci sopra appunto vi scrive direttamente, senza doverla scrivere ogni volta, la risposta che volete. Questo è utilissimo quando, per esempio, vi fanno sempre la stessa domanda e voi date sempre la stessa risposta, no? Qual è l'indirizzo del vostro messaggio? Quindi voi impostate qual è l'indirizzo del vostro negozio? Impostate che /1 è l'indirizzo, ok? Quindi vi basta scrivere /1 e selezionare, quindi viene scritto nel messaggio l'indirizzo del negozio. Oppure quali sono i vostri orari? Mettete /2 e precompilate già quegli orari in modo che cliccandoci sopra vi dà direttamente tutta la lista. Ok, è chiaro questa cosa delle risposte rapide? È molto comodo perché appunto immagino che capiti anche a voi spesso che vi fanno sempre la stessa domanda e dovete ogni volta star lì a scrivere, no? Questo è un bel risparmio di tempo. Poi le etichette, queste sono una figata, poco utilizzato secondo me da tante attività, ma sono veramente comode. Voi potete dare un'etichetta alla chat, diciamo, col vostro cliente. Ad esempio, vi scrive, e adesso vi spiego perché è comoda, vi scrive un nuovo cliente chiedendovi, che ne so, informazioni su un prodotto che voi fate. Siccome se iniziate ad utilizzare WhatsApp come strumento di connessione e di marketing e di vendita con i vostri clienti, potete avere veramente, immagino che già tanti lo facciano, no? Potete avere tante chat, tanti clienti che vi scrivono, dopo un po' andate in bomba, no? Perdete magari un attimo anche il filo del discorso, no? Quindi è importante cercare di organizzare le chat. Con le etichette, adesso qui vedete tutto in inglese, ma potete appunto anche personalizzare anche il nome new customer, potete mettere in italiano è nuovo cliente, ma potete chiamarlo come preferito, potete anche aggiungere nuove etichette, no? Quindi pensate appunto che vi scrivano 10 nuovi clienti, dopo un po' che iniziate a scrivervi messaggi, ce ne sono anche gli altri di vecchi, andate un po' in sbattimento, i nuovi clienti che vi scrivono li etichettate come nuovo cliente. Una volta che poi la chat vi scrivete messaggi, la cosa prosegue e questo cliente vi fa un nuovo ordine, da nuovo cliente lo passate su nuovo ordine. Ok, quindi avete tutte le chat belle che organizzate. Soprattutto la cosa interessante, perché questa è una cosa che non sanno in molti, è che potete inviare messaggi broadcast anche ai messaggi, diciamo ai clienti etichettati, quindi in base all'etichetta che ha questo cliente. Faccio un passo indietro e spiego cos'è un broadcast, perché magari non tutti lo sanno. Broadcast significa inviare lo stesso un messaggio a più clienti, a più persone, a più utenti. È diverso dai gruppi, perché nei gruppi sapete che voi potete inserire delle persone all'interno di un gruppo WhatsApp e scrivere un messaggio che poi viene letto da tutti i partecipanti del gruppo, no? Il broadcast è diverso perché
il cliente che lo riceve non vede altre persone. È come se io mandassi lo stesso messaggio, lo mando una volta, lo mando 2 volte, lo mando 3 a persone diverse. In questo caso lo scrivo solo una volta e lo sparo a più persone, e questi vedono semplicemente che io sono il mittente e gli ho mandato questo messaggio. 2 cose però sulle liste broadcast: il limite è di 256 contatti, quindi non posso creare delle liste broadcast maggiori, posso eventualmente creare più liste broadcast. E altra cosa, se il cliente non ha salvato il mio numero nei contatti, non riceverà il messaggio. Questa è una cosa molto molto importante. Quindi dovete in qualche modo trovare l'escamotage per fare in modo che il cliente salvi il vostro numero. Quindi, come sempre, ci vuole un po' di attenzione, di furbizia. Non bisogna mai esagerare, non bisogna approfittarne di questa cosa. Non fate spam, non mandate pubblicità indesiderata, non mandatevi messaggi porcheria tipo quelli che vi arrivano via SMS, no? Con promozioni banali, perché quello che rischiate, oltre a infastidire il cliente, è anche quello che l'utente vi segnali come spam. E se ricevete più segnalazioni, WhatsApp può bannarvi, può eliminarvi completamente, e con quel numero non potete più utilizzare WhatsApp, quindi state attenti a quello che fate. Però insomma, se utilizzato con attenzione e furbizia, è veramente un modo eccezionale per restare in contatto con i clienti, fidelizzarli. Quello che vi consiglio sempre è: non fate vendita pura, no? Quella vendita banale tipo compra, ma come consiglio anche ad esempio sulle pagine Facebook, sulle pagine Instagram, cercate di essere utili per i vostri clienti, date contenuti, date un servizio che sia utile ai vostri clienti, e vedrete che avrete delle belle soddisfazioni, perché WhatsApp è veramente uno strumento comodissimo anche per i vostri clienti e elimina veramente tante barriere, anche nei confronti dei nuovi clienti. Ok. Poi un'altra cosa che potete fare con WhatsApp Business rispetto a WhatsApp normale è quella di creare un catalogo. Ok, quindi anche qua è un po' come il catalogo di Facebook, no? Della pagina Facebook che abbiamo visto qualche diretta fa. Questo ad esempio questo è un esempio per una pasticceria. Potete creare il vostro catalogo delle varie torte con una foto, il titolo, una descrizione, il prezzo. Il cliente non può fare, potete mettere anche un link, quindi un link specifico magari al vostro sito. Potete anche condividere il link a quel prodotto specifico, quindi se il cliente vi dovesse chiedere delle informazioni su un vostro prodotto, potete all'interno sempre di WhatsApp rimandarlo sulla vostra scheda prodotto del catalogo, quindi non lo fate neanche uscire da WhatsApp, resta all'interno di WhatsApp. Per il momento i clienti non possono comprare su WhatsApp, però il mese scorso WhatsApp ha già iniziato a fare dei test di pagamenti in Brasile e altre nazioni che adesso non mi ricordo, quindi a breve arriverà anche in Italia la possibilità di acquistare direttamente su WhatsApp. Quindi vi consiglio già di attivarvi da questo punto di vista. Allora, vi chiedo una cosa: siccome a me piace che ci sia interazione, non vedo se quello che vi sto dicendo è interessante o meno, vi chiedo ogni tanto, schiacciate quel bel pulsante like o cuori, quello che volete, fatemi sapere se quello che vi sto dicendo è interessante, se vi piace, che così almeno vedo che c'è interazione, ok? Datemi segnali di vita. Ok, quindi e ditemi se è tutto chiaro finora, se devo tornare indietro, se c'è qualcosa che volete approfondire, oppure se no vado avanti. Ok, grazie, grazie per i cuori grandissimi, grazie. Perfetto, poi altra cosa non molto diffusa questa, ma è eccezionale, è la possibilità di creare un link diretto. Link diretto cosa significa? Se voi andate nelle impostazioni del vostro WhatsApp, vi trovate la voce strumenti di vendita, strumenti di negozio, una cosa del genere.
e all'interno trovate anche la voce link diretto. Questo è un semplice link, ok, che voi condividendo via mail, via che ne so, sulla vostra pagina Facebook, sulla vostra pagina Instagram, cliccandoci sopra, il vostro cliente viene reindirizzato all'interno del suo WhatsApp e può direttamente scrivervi un messaggio su WhatsApp senza fare 1000 passaggi. Potete fare anche di più, potete precompilare un messaggio, quindi se io posso scrivere, per esempio, salve, mi interessa uno dei vostri prodotti o qualsiasi altra cosa che voi potete preimpostare, e il cliente cliccando su sto link si trova un messaggio precompilato da inviarvi. Ok, questa è una cosa molto molto comoda. Altra cosa che potete fare è collegare WhatsApp alla vostra pagina Facebook. All'interno delle impostazioni di Facebook voi potete aggiungere il vostro, diciamo, collegare il vostro account WhatsApp e potete, ad esempio, nella vostra pagina Facebook, come call to action, quindi quel bottone, no, principale che c'è, potete inserire direttamente il link a WhatsApp, quindi invece di metterci il, non so, invia messaggio che vi manda un messaggio su Messenger o cosa c'è, tipo visita il sito web o cose di questo tipo, potete inserirci il bottone WhatsApp in modo che venga reindirizzato direttamente sul vostro WhatsApp. Altra cosa comodissima sono i messaggi automatici. Quindi voi potete preimpostare dei messaggi automatici che adesso vi mostro. Sono di 3 tipi, sono i messaggi d'assenza, messaggio di benvenuto e le risposte rapide, quelle che abbiamo visto prima. Messaggio d'assenza è un messaggio che potete anche qua personalizzare, chiaramente in base alle vostre necessità, e viene inviato quando il cliente vi scrive, magari negli orari in cui voi non siete aperti. Quindi potete impostare, ad esempio, potete impostare che se il cliente vi scrive fuori dagli orari di apertura che voi avete impostato nel vostro profilo, venga inviato un messaggio, quindi al momento, scusaci, al momento non siamo disponibili, ti risponderemo quando apriamo domani mattina alle 9, per esempio, no? Questo può essere utile magari per, sapete, adesso la gente si aspetta dei messaggi, delle risposte in tempo zero. Se riuscite a rispondere anche quando siete chiusi, meglio per voi, perché sapete, non rispondere a un cliente che è bello lì caldo, pronto per comprare, rischiate di perderlo. Quindi se rispondete subito è meglio. Chiaramente non sempre si riesce a rispondere, quindi già dirgli che al momento siamo chiusi e risponderemo domani alle 9, il cliente sa già cosa aspettarsi, quindi è già meglio che non rispondere, insomma, che farli aspettare fino al giorno dopo. Un altro messaggio automatico è quello di benvenuto. Quindi un cliente che ti scrive per la prima volta, al cliente che ti scrive per la prima volta puoi mandare un messaggio automatico, anche qui sempre personalizzandolo, oltre al testo puoi mettere anche dei collegamenti al tuo sito web, se ne puoi inventare di qualsiasi tipo, di cose, di automazioni, di cose automatiche per farvi risparmiare tempo. E quindi potete inviargli un messaggio di benvenuto. Allora, scusate che nel frattempo stanno arrivando delle domande. Io uso già il broadcast, è molto utile, sì. Quanti articoli si possono inserire nel catalogo? Allora, aspettate che le vedo da qua. Allora, quanti articoli si possono inserire nel catalogo? Sai che Irene, non lo so nello specifico se ci sia un limite di articoli. Questa cosa la verifico e magari la scrivo nel gruppo. Poi hai già risposto alle mie domande, grazie. Mi dai qualche specifica in più per creare un catalogo? Allora, Serena, niente, praticamente, vi faccio vedere direttamente
dal mio WhatsApp. Allora, facciamo così. Vi mostro direttamente il mio. Allora, vai su, spero che si veda, vai su impostazioni. Si vede? No, c'è troppa luce. Non si vede. Vabbè, comunque andate sulle tre, sui tre puntini in alto, no, del vostro WhatsApp, cliccate su impostazioni, poi su strumenti attività e su catalogo. E lì vi trovate un più verde, e lì andate a... Non riesco a farvelo vedere. Andate a inserire semplicemente dei dettagli sul prodotto, quindi potete aggiungere delle immagini, potete scrivere il nome del prodotto, dell'articolo, il prezzo è facoltativo, una descrizione, potete inserire un link se magari avete un sito web dove il cliente magari può ottenere delle informazioni aggiuntive sul prodotto o sul servizio anche che fate, ed eventualmente anche acquistarlo sul vostro sito, e poi c'è anche un codice articolo che potete inserire. Ok, mi spiace non potervi mostrare nello specifico, ma la luce non è delle migliori. Mi puoi ripetere come collegare Facebook a WhatsApp? Allora, anche questo, devi andare nella tua pagina Facebook, vai nelle impostazioni, trovi le impostazioni della tua pagina Facebook, e adesso a memoria non mi ricordo di preciso il nome, ma mi sembra ci sia una sezione che si chiama WhatsApp, e da lì puoi collegarsi direttamente il tuo WhatsApp. Allora, posso condividere con la socia, ovvero gestire assieme le risposte o altro, col mio e suo numero di cellulare. Allora, cosa intendi? Cioè, tu hai due numeri di cellulare e vorresti usare lo stesso account WhatsApp, intendi? Allora, questo mi sembra che non sia possibile. No, mi sembra non sia possibile. No, dovresti forse da WhatsApp web, forse puoi farlo, ma con due numeri diversi, penso qui no, non puoi farlo. Forse l'hai già detto, si può sincronizzare su più apparati. Sì, puoi farlo per esempio, puoi avere WhatsApp sul telefono e poi averlo anche sul Mac o sul tablet, quindi puoi averlo sincronizzato su più dispositivi. Aspetta, aiuto, ogni tanto qualcosa innesta nel microfono e si sente. Non si sente l'audio, ragazzi. Io ho inserito 14 prodotti, ok, sì, fatto bene. Se mi sentite bene. Datemi dei cenni per favore, ragazzi, se l'audio lo sentite bene o meno, altrimenti stacco il microfono e uso quello del computer. C'è interferenza. Allora proviamo a far così. Ecco il microfono. Adesso uso quello del... No, ok. Vabbè, adesso uso quello del... Ti mando il conto dottorino. Dovete usarlo voi dottorino, non io. Dai, adesso uso il microfono del computer, dovrebbe sentirsi bene lo stesso. Allora, ok, quindi abbiamo visto... Aspetta che rimetto l'audio. Cioè metto lo schermo.
Ok, ora si sente, buon, perfetto, grazie. E poi ecco, queste sono le risposte rapide che vi dicevo, quindi con lo slash e una parola chiave, diciamo, che per voi è utile, potete appunto slash grazie, ad esempio, in questo caso impostate il messaggio: grazie per averci contattato, se avete richiesto un amministratore ricontattare, e quindi vi risparmia, diciamo, lo sbattimento di doverlo riscrivere ogni volta. Ok, ho preparato anche qualche esempio di utilizzo, però anche qui vi ricordo sempre di non esagerare, non approfittarne troppo, non fate spam, non fate puttanate, ragazzi, perché rischiate, se vi banna l'account sono cazzi, poi sono cazzi vostri, non venite non venite da me, perché se vi banna poi rischiate che con quel numero di cellulare non riuscite più a collegarlo a WhatsApp, dovete fare un nuovo numero o robe di questo tipo, ok? Esempi di utilizzo. Questa banca, ad esempio, ha fatto una prova pilota, hanno utilizzato appunto un numero WhatsApp dove sapete che con le banche è sempre una tragedia, perché tra numeri da chiamare che non rispondono mai, tempo che fa perdere, eccetera, i clienti potevano contattare la banca tramite WhatsApp, fare le loro domande, risolvere problemi. Su 17.000 clienti che hanno provato, insomma, questo servizio, il 99%, quindi tutti lo hanno trovato molto utile, e tutti hanno detto che avrebbero continuato ad usarlo. Anche qui si possono appunto sfruttare le risposte automatiche, spesso i clienti fanno sempre le stesse domande, quindi insomma è veramente molto utile. Altro esempio è Esmans. Questo, poi ci sono anche cose divertenti, no, che si possono fare, quindi in questo caso loro hanno creato questo numero WhatsApp dove le persone potevano chiedere delle ricette in base a quello che avevano nel frigo. Ok, quindi io che ho 3 robe nel frigo posso dirgli: ho queste tre robe, cosa posso cucinare con quello che ho? E in questo caso, appunto, non so, ci saranno stati dei chef, dei cuochi, degli esperti o qualcosa, si potevano appunto si potevano avere delle risposte da parte di questa azienda e avere dei contenuti personalizzati. Sempre Edgemans ha creato questo What's Cook, in cui appunto era una cosa simile. I cuochi in questo caso mandavano delle ricette in tempo reale attraverso WhatsApp, quindi venivano inviate le immagini, i video e anche l'audio dei passi per creare una ricetta, per creare dei piatti. In questo caso il requisito era che andava utilizzata la maionese, che è questo brand. Altro esempio è questo brand di lingerie. Gli utenti, le persone potevano appunto creare una chat di gruppo, quindi una chat magari fatta da due persone, da due fidanzati, potevano invitare un personal shopper di questa azienda all'interno del gruppo e chiedere informazioni, chiedere anche consigli, eccetera, per magari fare dei regali, e quindi avere una persona a disposizione a cui chiedere delle informazioni. Questi, ecco, sono alcuni esempi, poi dipende anche dal tipo di attività che avete, dal tipo di prodotto o servizio. Quello che vi consiglio è sempre quello di appunto cercare di utilizzare WhatsApp non principalmente come strumento di vendita diretta. So che purtroppo tanti pensano solo a vendere e basta. Cercate di utilizzarlo come strumento per essere vicini ai vostri clienti, fidelizzarli, essere utili per invece per i nuovi clienti che ancora non vi conoscono, e quindi dare prima da essere utili prima di vendere, insomma, anche perché poi la vendita diretta diventa anche spesso noiosa, banale, quindi se voi date informazioni utili, contenuti utili, anche poi
proponendo i vostri prodotti, ma lo fate in modo intelligente, i clienti comprano, non dovete necessariamente fare sempre queste maledette promozioni, sconti, schifezze varie che si vedono, no? Spesso in giro. Cercate di essere utili e dare un servizio utile ai vostri clienti. Ecco, questa era la presentazione di WhatsApp. Anche qui, se avete bisogno di aiuto, mandatemi un messaggio privato, mandatemi una mail. Se sono cose magari interessanti anche per altri, scrivetele nel gruppo, che così almeno rispondo direttamente nel gruppo e anche altri possono vedere la vostra domanda. Presentazione è terminata. Ditemi se avete domande, se ci sono cose su cui magari volete maggiori chiarimenti, e vediamo di rispondere. Se vi banna dovete usare Telegram. Sì. Vi consiglio di non farvi bannare, perché Telegram non ha la stessa diffusione che ha WhatsApp. WhatsApp ha, mi sembra, 2 miliardi di utenti nel mondo. Telegram ne ha leggermente molti meno. Ok ragazzi, se avete domande rispondo, altrimenti abbiamo fatto già 45 minuti e ci sentiamo per la prossima diretta. Nel frattempo, se avete idee, finché non arrivano domande, se avete suggerimenti per la prossima, scrivete pure, che così poi raccolgo idee e suggerimenti anche per la prossima diretta, e come al solito ve ne proporrò 3 nei prossimi giorni e scegliamo. Ok, proverò, poi casomai ti chiedo. Va bene, ok, Dora. Ok ragazzi, va bene, evidentemente sono stato chiarissimo. WhatsApp adesso è tutto chiaro, è tutto lampante per voi. Cercate di, se non l'avete utilizzato, non l'avete mai scaricato, non sapete neanche che esistesse, scaricatelo, cercate di iniziare a smanettarci, perché poi, come tutte le cose, come tutti gli strumenti, è smanettando e provando che vi vengono in mente anche idee e lo capite meglio. Quindi utilizzatelo. Se già lo utilizzavate, insomma, penso di avervi dato qualche input interessante con i messaggi automatici, con il catalogo prodotti, i link diretti, queste cose qua. Quindi testatelo, se poi vi vengono appunto delle domande e dei dubbi, scrivetemi o scrivete nel gruppo e vediamo di esservi d'aiuto. Ok ragazzi? Grazie a voi e buon lunedì sera, e ci vediamo alla prossima diretta. Ciao ragazzi, ciao.